passare ai tre comuni di cui abbiamo già dato l'avviso. Pravisdomeni, Valvasone e Cimolais sono i definitivi della Camera. Volevo darvi alcune anticipazioni su Azzano Decimo. Azzano Decimo è il Partito Socialista perde addirittura il 9,05%, il Partito Democratico della Sinistra meno 6,56%, Rifondazione Comunista invece recupera il 2,76%, quindi la perdita a sinistra dell'ex PC può riportarsi attorno al 4%, meno lo 0,18% per il Partito Repubblicano, meno lo 0,37% per il Movimento Sociale. Ripeto, sono dei risultati che ci lasciano abbastanza sorpresi. La Rete aumenta del 0,35%, non aveva voti in precedenza. Il Partito Liberale perde lo 0,2%, il PSD guadagna il 2,85% dei voti, la Lega si attesta attorno al 20%, esattamente il 19,69% dei voti, i Verdi del Sole che ride perdono l'1,43% dei voti. Questi sono altri dati abbastanza eclatanti, abbastanza strani, abbastanza diversi dalle aspettative anche pur negative della vigilia. Diamo subito alla Camera i dati definitivi di Cimolais. Cimolais vede la Democrazia Cristiana in perdita dell'8,707%, il PSI del meno 5,79%, il PDS del meno 19,1%, in parte recuperato da Rifondazione Comunista con il 9,51%, quindi una perdita secca del 10%, meno l'1,88% Partito Repubblicano Italiano, meno il 2,10% il Movimento Sociale Italiano. La Rete guadagna quasi un punto, il Partito Liberale Italiano perde lo 0,05%, rimane praticamente come prima, il Partito Socialista Democratico Italiano perde l'1,59%, la Lega guadagna il 28,52%, quindi un grosso risultato della Lega, 30%, quindi 1 su 3 che vota Lega nel paese di Cimolais. Il Sole che dovrebbe ridere, ma qui credo che pianga una lacrimuccia, perde l'1,23% dei voti. Ecco, velocissimi, alcune preferenze di Roveredo, giusto? Roveredo finali, vedono la Democrazia Cristiana, no, partiamo prima dal Partito Liberale, Tomadini 36 voti di preferenza, Angelini 10, il PSD 6 Vizzini, 16 D'Avossa, 19 dal MAS, 1 Cisilino. Ecco, un'altra domanda che ci porremo è un ministro che si presenta nel Friuli Venezia Giulia e che credo che non raggiunga neanche qualche centinaia di voti di preferenza, quindi un discorso molto eclatante. Conferma, abbiamo già la concessione, li possiamo andare tranquilli. Sì, no, non vorrei che qui arrivassero poi alla fine della trasmissione tutti i resoconti. Caro Ermini, A, lei ha detto B, C, D, Comitato Pars, A, non vorrei avere troppi... Democrazia Cristiana, abbiamo Santuz con 72 preferenze, Rebulla neanche una, Bertoli 36, Biasutti 35, Agrusti 234, altro pacchettino, si mette lì. Il Partito Socialista Italiano, De Carli 130, Breda 42 e Renzulli 8, Gasparotto 76, Ceschia 106, PDS a Roveredo. Abbiamo già visto, Tauro ne ha 20, Giannattasio 12 e Argenton 24 nel Partito Repubblicano. Il Partito Socialista Democratico ve l'ho già detto, i Verdi, Sole che ride, Puiatti 20, Semeraro 5. Sarà interessante vedere se il partito Semeraro, ho detto? Quello dei mobili? No, Semenzato 5. Succede anche questo, succede anche questo. Non abbiatevene male, anzi credo che ciò aiuta tutti quanti a stare svegli e andare avanti nella nostra kermesse. Una piccola fermata, piccolissima fermata pubblicitaria, ci vediamo presto.